Buonasera, gli ultimi 2 giorni a Catania hanno riportato dopo 5 anni una variazione grazie alle ultime elezioni. Cosa si auspica in futuro per questa città che possa magari migliorare o meno? Diciamo che il risultato era quanto scontato, credo che non ci fossero dubbi su chi sarebbe stato il nuovo sindaco di Catania. Mi auguro che riesca a migliorare questa città, perché in questo momento siamo scesi molto in basso. Un esempio per tutti, la pulizia della città che è veramente ai minimi termini. Spero che Trantino riesca, come posso dire, a essere indipendente dagli altri e fare quello che lui veramente ha intenzione di fare. Gli posso augurare un buon lavoro, e lo dice uno che non lo ha votato. Grazie. Buonasera, visto che questi ultimi giorni a Catania hanno dato un segnale di rinnovo, di cambiamento, cosa vi auspicate per i prossimi anni, per la città, propositivamente per questo futuro prossimo? Sicuramente dei miglioramenti per la città, questo è sicuro. Non essendo della zona non conosco bene le dinamiche della città, però auspico dei miglioramenti che riguardano sia le persone, quindi la vita delle persone, che della società in generale. Grazie di tutto. C'era un film di cosa di Benigni e di Troisi, non ci resta che piangere e noi invece non ci resta che ridere. Quindi secondo lei non ci sono prospettive anche con il cambiamento che c'è stato ieri con la nuova... C'è stato cambiamento, siamo passati da Pugliese a Trantino, destra con destra. Cosa è cambiato? Una brava persona Trantino, ma il sistema è uguale, quindi non c'è nessun cambiamento. È passato da bianco a rosso. Quindi non vedo nessun cambiamento. Se questo è un cambiamento per me... Io ho 64 anni, li ho visti di notte e di cure, ma Catania negli ultimi 25 anni ridotta così non l'ho vista mai. Capito? Quindi non ha nessun tipo di auspicio Auspicio che i catanesi una volta tanto si svegliano e non lasciano stare sempre agli altri, perché ognuno sarebbe una città pulita, senza... Se vediamo cose storte qui denunciamo, invece diciamo dai, tanto ci se ne frega. No, questo fatto chi se ne frega ci ha portato al governo di merda, e lo posso dire, non ho problemi, un governo razzista che toglie ai poveri per darlo ai ricchi, evasori fiscali vengono condonati, invece un povero Cristo che non paga un mutuo ci sequestrano la casa, ci sequestrano tutto. Se questa è giustizia sociale, no? Questa è la destra che abbiamo, che ci meritiamo, perché la gente deve andare a votare, il nostro è un dovere ma soprattutto un diritto, se lo deleghiamo a chi? Poi ci diciamo Catania fa schifo, Milano fa schifo, vai a votare, il primo che fai schifo sei tu che non vai a votare, dobbiamo votare, è un nostro dovere e diritto. Poi non possiamo lamentarci, guarda, per Catania sta più bene. Ma tu cosa hai fatto per rendere Catania pulita? Prendi le cose e le butti a terra. Invece di lasciartele qua, se c'è un sacco della spazzatura. Se questa c'è una prospettiva, ripeto, la persona non la discuto, onesta senza dubbio, perché lo conosco direttamente. Ma è il sistema quello che c'è, il sistema partitico. Questi fratelli di là, questi... Allora, un Totò Cuffaro che ha appoggiato, che mi va a dire quella frase che anche di un'ignoranza, io ho un sogno, detto da Martin Luther King, invece di dire dream ha detto drink. Cioè, ma io sono ubriaco, cioè a sentire queste stronzate, queste che da un ex presidente della regione che non sa neanche una parola in inglese e vuole fare la cosa e mettersi le parole di Martin Luther King senza neanche sapere il significato. Io ho un sogno di bere, ma che è questo? Forse sono troppo, ma i capelli bianchi mi sono venuti. Intanto la ringrazio della disponibilità. Grazie di tutto. Buonasera.
Visto gli ultimi cambiamenti che ci sono stati in questi giorni, cosa vi auspicate per il futuro prossimo di questa città? Cosa vi augurate? Che bravo, quando niente che rimane così sporco come perché più sporco di così non può essere. Grazie di tutto, arrivederci. Buonasera, siamo qua su newssicilia.it. Visto quello che è successo negli ultimi giorni, cosa vi auspicate per la vostra città a livello di miglioria, di futuro, se magari qualcosa di uno specifico settore? Cosa è successo negli ultimi giorni? Ci sono state ora le elezioni. Niente, io sono pessimista. Perché è stato premiato una squadra di governo che ha governato gli ultimi 5 anni. I gradariesi hanno premiato questi signori che hanno amministrato Catania molissimo. Grazie di tutto.